você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais. Noi oggi abbiamo visto il radicchio di Treviso in particolare, ma non c'è solo il radicchio di Treviso o di Castelfranco, come abbiamo visto. In Veneto in particolare la gamma di radicchi è molto ampia e abbiamo quindi il radicchio di Verona, il radicchio di Chioggia, altre tipologie di radicchio che dopo magari vedremo. Quello che voglio farvi capire è che la gamma di radicchi in Italia oggi è un prodotto che va per la maggiore, che è un prodotto considerato moderno, che ha appeal presso i consumatori, che sta sviluppando vendite importanti. Basti pensare che è il prodotto che il consumo oggi quota di più mediamente ed ha un valore straordinario al consumo, e parliamo di 1 miliardo di euro al consumo su questi prodotti, dei radicchi in generale in Italia. È evidente che attorno al 1 miliardo di euro al consumo ci sta tutta una filiera che lavora giorno per giorno per arrivare poi alle tavole dei consumatori con questa freschezza che vi abbiamo presentato oggi. Se non volete mangiare solo il nome Treviso, ma volete mangiare il vero radicchio di Treviso, cerchiamo adesso di capire insieme come si capisce la differenza fra questi prodotti straordinari che ha la fortuna di avere l'Italia. Allora, questo è il radicchio di Treviso e questo è il radicchio più facilmente confondibile oggi in Italia col radicchio di Treviso. Guardateli bene, c'è un modo semplicissimo al di là, perché la forma purtroppo è per tutti e due allungata e quindi questo può trarre in inganno. In realtà se noi andiamo a vedere questa parte del radicchio, che è il fittone, cioè la parte che va sottoterra del radicchio, la radice, il radicchio rosso tardivo di Treviso ce l'ha, e questo che è un rosso lungo, spacciato tante volte per Treviso, non ce l'ha. Quindi se mangiate questo mangiate solo il nome. Se avete la fortuna di incontrare questo in giro per l'Italia, questo è il radicchio di Treviso rosso tardivo. Ma conosciamo un po' meglio anche gli altri radicchi della gamma. Siamo sul radicchio di Chioggia, sempre indicazione geografica protetta, radicchio di Verona, indicazione geografica protetta. Attenzione, le differenze nella forma, una forma sferica a palla, il radicchio rosso, poi ci sono anche altre differenze nella costola, nella costolatura, ma soprattutto nella forma, e il radicchio rosso di Verona invece a uovo. Si vede benissimo la differenza fra i due prodotti. Quello che è più inconfondibile e che può trarre meno in inganno il consumatore è il radicchio di Castelfranco. Siamo nel Castelfranco IGP, la sua forma è assolutamente caratteristica, a rosa. L'apertura delle foglie in questo modo a fiore, a rosa, è indubbiamente agevola il riconoscimento del prodotto. Bene, adesso che siamo stati insieme io vi invito nel territorio del radicchio, nel triangolo d'oro, come dicevo all'inizio dei nostri radicchi, in principal modo del radicchio di Treviso, vi invito per venire sul posto a vedere i prodotti di qualità negli ambienti di qualità. Easy for you. The way you move is so appealing, it could make me cry. Go out driving with my friends in Bobby's big old beat up car. With a lot of people then I wonder where you are. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that. Good times, bad times, give me some of that. To